dal Kurdistan, a tutti quanti i ragazzi e tutti quanti i delegati. Per lo spazio sulle domande è arrivata una domanda per la delegazione catalana riguardo le possibili reazioni dello Stato spagnolo all'esito del referendum, cosa farà, se incriminerà Artur Mas, quali saranno i prossimi sviluppi lì in Catalogna. Després de parlar com és com un canvi molt com si realment tinguéssim un problema en comparació, però bueno, intentarem respondre això. Una mica això què passarà ara, no? Jo crec que la gràcia de Catalunya és justament que s'està donant una situació de política en majúscules, no? Per dir nosaltres, que jo no sé què passarà demà, però demà, o sigui, demà el dia de demà, no sé què passarà d'aquí 2 setmanes. Diumenge vam fer aquesta consulta, el dimarts va sortir el president Artur Mas fer la seva valoració i dient que pressionava per segon cop, o per enèsim cop, per fer un referèndum ben fet i que si no, el normal seria que va fer unes eleccions. El dimecres sortia el president espanyol dient que ell no pensava permetre cap referèndum. Dopo il referendum non si sa cosa succederà domani perché è tutto ancora un po' per decidere. Il martedì Artur Mas, il presidente di Catalogna, è uscito pressionando il governo chiedendo che voleva un vero referendum. Invece il mercoledì il presidente del governo spagnolo, Mariano Rajoy, ha detto di no, che quello non si farà mai. Està clar que el que van fer al govern català amb aquest procés de diumenge no és algo il·legal, però a la vegada no és res, perquè el govern no va fer res. És a dir, hi havia un web on persones es van apuntar i van obrir col·legis perquè ho van fer i la gent va anar a votar, però ningú va dir res a ningú, diguéssim. Per tant, il·legal mai ho va ser, i el fort realment és que el Tribunal Constitucional digués que una cosa que no existeix, diguéssim, com a acció de govern, fos il·legal quan no existia res per ser il·legal, diguéssim. És difícil de dir. Il governo aveva detto che era un processo illegale quello del referendum, ma in realtà è una cosa che sì, la gente è andata lì a votare, ma il governo non ha fatto niente, non è andato lì, hanno aperto le scuole, hanno fatto tutto, ma il governo non era dietro di questo. Quindi non possono dire che fare una cosa illegale se il governo, è stato il popolo che ha deciso di fare questo per propria volontà. De totes maneres, ells, una opció, una possibilitat real és que l'inhabilitin i deixin la Generalitat sense govern o fins i tot que treguin l'autonomia a Catalunya, cosa que és una possibilitat real. Una delle opzioni che ci sono contro Artur Mas sarebbe, tra l'altro, inabilitarlo, o anche togliergli l'autonomia, il diritto di autonomia a Catalunya. De totes maneres, el que és segur és que segurament, i això és una opinió personal, però és el més probable, acabarem fent unes eleccions. Això no ho poden prohibir de cap manera. Si ho prohibissin, passaríem a un altre estadi, en el qual Espanya seria una dictadura i per tant ja no tindria cap mena de... no caldria respectar cap mena de llei. Per tant, suposem que acabarà totalment les eleccions. L'única pregunta és com seran aquestes eleccions, si tots anirem amb un programa comú, que jo crec que sí, i que tots aquells partits que donen suport a l'autodeterminació posarem en marxa ja un procés de redacció d'una Constitució per a un estat de Catalunya. Come opinione personale penso che alla fine dopo di questo ci saranno delle elezioni, che è una cosa che non possono vietare perché
vietano fare le lezioni, stavo parlando a un altro livello. E la cosa sarebbe come presentarsi a queste elezioni, che potrebbe essere andare tutti i partiti che vogliono l'indipendenza, tutti insieme, come unico partito, e così cominciare con il processo di redazione della nuova Costituzione del nuovo Stato. Non c'erano altre domande, però va chiesto la parola a Petru che voleva fare una questione unica, no? No, sì, io vi ho chiesto la parola prima, che poi questo, perché aveva saltato un intervento, però ci tenevo a fare... Grazie a tutto il mondo, perché è sempre interessante, grazie alle delegazioni, grazie a voi, al Movimento Scida, per tutta questi dibattiti, l'organizzazione, grazie a Andrea per i saluti. Grazie a voi che siete venuti numerosi e per compiere due parole: andate e vincete. Arrivederci. Anch'io a nome di Scida ringrazio tutti quanti quelli che hanno partecipato stasera, sia dal pubblico che tutte quante le delegazioni internazionali, gli ospiti internazionali che abbiamo avuto. Speriamo di riuscire a replicare per la terza volta questo evento anche nel 2015, quindi grazie a tutti e finza indipendenza.